Benvenuti a tutti da Marco Testoni e da Massimo Privitera. Oggi non siamo qui a presentare il nostro programma Soundtrack City, ma per parlarvi di Cinemusica, ovvero il nostro corso online sulla musica per immagini. Siamo partiti da una riflessione. Che i Lumière abbiano inventato il cinematografo lo sappiamo tutti, ma quando e come è nata la musica per il cinema e quanto è importante il suo ruolo in un film? Partendo dalle nostre esperienze in campo cinematografico, io come musicista e music supervisor e Massimo come critico cinemusicale e autore, vi spiegheremo quelle che sono le principali caratteristiche tematiche e compositive di un commento musicale. Come si crea oggi una colonna sonora? Quali sono le dinamiche lavorative e i ruoli professionali di chi la realizza? Analizzeremo la storia, la teoria e le tecniche dei diversi stili, generi e mood che compongono il commento musicale di un film, ma anche le diverse modalità di ogni fase creativa e realizzativa di una colonna sonora, dalla pre-produzione alla produzione fino alla post-produzione. Un programma formativo e divulgativo che si avvale sia di contenuti online che di lezioni frontali in webinar, con un approccio basato soprattutto sulla pratica professionale e artistica e sull'ascolto analitico del rapporto tra musica e immagine. Il tutto arricchito da incontri e seminari con alcuni professionisti dei vari settori. Una visione globale quindi non puramente accademica, che comprende sia il punto di vista degli spettatori che quello dei protagonisti della colonna sonora, dal compositore allo strumentista, dal music supervisor al montatore delle musiche. Insomma, come avrete capito, noi cercheremo di raccontarvi questo unico e incredibile viaggio cinemusicale che parte dal cinema muto, si trasforma in sonoro e arriva fino alla rivoluzione digitale del nostro secolo. Dal ragtime delle comiche al sinfonismo dei colossal, dal Mickey Mousing al musical, dal rock all'elettronica, dal minimalismo al sound design. Fino naturalmente alle monografie dei grandissimi maestri come Bernard Herrmann, Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer e tanti altri. Bene, allora vi aspettiamo al nostro corso. Buona visione e buona musica!